bisogno un po' di acqua fresca prima che arrivi il caldone. Comunque dai, è già bello caldo stamattina. Temperature oltre i 30 gradi già di primo mattino, una domenica bollente che ha visto la città svuotarsi, chi ha potuto ha cercato refrigerio al mare o in montagna, gli altri si sono chiusi in casa con l'aria condizionata accesa. In centro a Treviso i turisti cercano l'ombra, si cammina sotto i portici, i ventilatori ad acqua nei plateatici vanno a pieno regime per attenuare la calura. Le massime hanno superato i 35 gradi a Castelfranco, una delle città più bollenti del Veneto in quest'ultima domenica di giugno, ma c'è comunque chi, di buon'ora, nonostante il caldo, non perde la voglia di fare un po' di movimento lungo la Restera. No, non ci è passata, tanto è vero che siamo qua e abbiamo fatto quanti chilometri? 6 chilometri, sì. E adesso ne facciamo altri 6, dopo torniamo indietro per l'Ostiglia e arriviamo a Quinto. Eh sì, con i nostri bei percorsi. Ok. Però fa caldo veramente. Fa tanto caldo, però dopo andiamo a casa, una bella doccia e divano. Come ci si difende da questo caldo? Niente, bicicletta e acqua, basta. Caffettino fra poco, siamo a posto. La fontanella fresca è gettonatissima stamattina. Sicuramente. Troppo caldo. Però qui la zona è bella, carina. C'è pace, c'è natura, c'è tutto. Però il caldo pesta. Sì, pesta, sì. E vabbè, dobbiamo sopportarlo per forza.